Buongiorno a tutti, BCTV, oggi siamo sul Museo del Costume in Nugolo, per la premiazione come ambasciatore della musica identitaria sarda, che è data a Samasta Daniele Cosello, del suo tenore Seremone Loco, e su donatore della UNEDAS di San Vito, Luigi Lai, per il riconoscimento a sede Esistere, Istituto Superiore Regionale Etnografico. Procura de moderare, barone la tirannia, procura de moderare, barone la tirannia, torrente terra de Tu patriotto sardo a sosfedotarios. Non potevamo incominciare differentemente. Saludos a tutti. Est una die desta, est una die manna cosa sardina. Comenzamos un saludo a las autoridades religiosas presente la curia vescovile del Nugoro, las autoridades militares. Ringraziamo della presenza vostra. Ringraziamo l'autorità civile, il sindaco di San Vito, di Bitti, di Nugaro e tutta la comunità sarda di differenti titoli oggi sono presenti in questa iniziativa. Isisre pone a suo centro dell'identità nostra. Associazioni culturali, tenores, suonatore della UNEDAS, maestro de coro, de polifónicos, direttores e appassionato della musica sarda e del suo folklore sardo. La mia testimonianza che voglio portare in questa giornata dedicata a due illustri nostri concittadini patrioti sardi, concedetemi questo, perché in una giornata così particolare, una giornata così straordinaria, dove si ricordano i vespri sardi del 1794 che durarono per 3 anni, sembrava che fosse veramente un atto doveroso del nuovo consiglio di amministrazione dedicare la prima deliberazione a due personalità così illustri che hanno dato per tutto il loro percorso di vita tutta la loro esistenza, una massima attenzione a quella che è l'identità, la cultura di questo popolo straordinario che è il popolo sardo. Il maestro Luigi Lai
e il maestro Daniele Cossellu, che qua ci onoriamo di accogliere in questo importante istituto che fu realizzato da un altro grande intellettuale, l'architetto poeta Antonio Simon Mossa, che al 50° anno della sua dipartita, come 50° anno, questo è dell'istituzione dell'ISLE, fortemente voluto da un altro illustre personaggio sardo che ha sempre creduto nei valori della sardità, Giovanni Lilliu. A cui è stato dedicato proprio nella giornata d'esordio di Sardegna l'auditorium Giovanni Lilliu, di cui oggi noi possiamo godere di questo bellissimo spettacolo, di questa bellissima manifestazione festosa. Mi consentite di ricordare una frase che spese il grande Giovanni Lilliu proprio al costruttore di questo importante museo della civiltà sarda, che è il museo del costume, così definito in maniera molto più riduttiva, ma il museo della storia, della civiltà, di tutta la cultura sarda. Definì Antonio Simon Mossa come il poeta dell'autonomismo, il poeta della sardità, il poeta dell'indipendentismo sardo, che pone sempre al centro questo grande amore, questa grande passione per la Sardegna. Nella giornata di oggi vogliamo testimoniare, vogliamo celebrare con la presenza di autorità civili, religiose e militari, ma con autorità illustri del mondo accademico. In questo tavolo si siederanno importanti e illustri docenti universitari, professor Staiti, che ha avuto grande merito e onore di riconoscere per primo con l'Università di Bologna l'onorificenza più grande, quella della laurea ad honorem, al nostro importante conterraneo maestro dottore Luigi Lai. Un applauso. Gli altri docenti dell'Università di Cagliari che oggi saranno qua presenti onoreranno entrambi i maestri, il maestro Daniele Cossellu e il maestro Luigi Lai, e meritano veramente qua un applauso anche per il maestro Cossellu. Una giornata che deve essere veramente una giornata dal forte valore simbolico e significativo. Vi auguro a tutti una buona festa de Salir Sardegna e vos auguro le oro a medas annos e sono del Salonellas i toccano a bere su oro e sin sempre presentese in sanimo su spirito sardo. A medas annos.
soltanto seguire. Il correre a cementerio passato, che mi tormenta su cora frigido, porto che poderoso al fiorino nell'inferno. A me l'onore di coordinare questo breve dibattito e momento di confronto con tre studiosi di fama internazionale appunto sui temi legati a questa giornata. L'idea di questa giornata di celebrazione, quando mi è stato parlato dell'evento di oggi ho pensato subito a quale idea migliore per celebrare la Sardegna e la nostra storia che rendere omaggio a personaggi che l'hanno fatta grande prima di tutto all'interno della Sardegna, per poi farsi ambasciatore della musica della Sardegna nel mondo e della Sardegna stessa. Mentre pensavo a queste due righe introduttive ieri, avevo sempre in mente questa immagine di due grosse querce rigogliose, dei rami rigogliosi, delle querce verdi e delle radici profonde che scendono in profondità nella terra. Questa era l'immagine che pensavo, mentre pensavo una cosa, che oggi celebriamo non solo dei musicisti, ma celebriamo un sapere sacro, un sapere che è legato alle comunità di cui questi musicisti provengono, è legato alla cultura di piccoli paesi come San Vito e Bitti. Dobbiamo, secondo me, infatti partire da lì. Prima di essere ambasciatori nel mondo, questi musicisti sono maestri detentori del sapere, che per tutta la vita hanno lavorato a lungo, a fondo, affinché la propria musica si udisse forte, si udisse nel modo giusto e venisse tramandata, soprattutto all'interno della nostra isola, creando un seguito di allievi, di appassionati, di cantori, di suonatori, di ascoltatori e di studiosi anche. Oggi dobbiamo partire, a mio avviso, proprio da questa grande conoscenza che questi due uomini hanno regalato alla nostra isola, perché è proprio grazie alla conoscenza, allo studio, alla dedizione, che si sono diventati ambasciatori della nostra cultura, grazie al duro lavoro che gli ha permesso di raggiungere quella capacità di proiettare la musica di tradizione orale della Sardegna oltre i confini del mare, oltre la Sardegna stessa, portando quei suoni, appunto da San Vito e da Bitti, verso il mondo intero. Oggi abbiamo l'occasione di riflettere sul percorso di vita e musica
dei maestri Luigi Lai e Daniele Cossello, insieme a 3 studiosi, come ho detto prima, di fama internazionale, che da tempo dedicano la propria riflessione alla musica e ai musicisti di tradizione orale. Il primo è Marco Luzzu, docente di etnomusicologia dell'Università di Cagliari, ha condato ricerca sul campo in Sardegna, a Cuba e in Guinea Equatoriale, occupandosi di diversi temi, tra cui i rapporti tra musica e religione, musica e rito, poesia improvvisata, etnoorganologia, analisi della performance, popular music. Oggi Marco è inoltre membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'ISRE. A lui il piacere e l'onore di cominciare questa chiacchierata. Grazie Diego, buongiorno a tutti e tutte. Io inizierei dicendo, ricordando che la Sardegna è terra ricca di musica di tradizione orale e la particolarità della nostra terra è che molte di queste musiche sono ancora partecipate, parte importante della vita sociale di noi sardi, ma ce ne sono 2 che hanno avuto nel corso del tempo una maggiore capacità di varcare il mare e di proiettarsi oltre i confini regionali, e queste sono senza dubbio la musica delle Launeddas e il canto a tenore. Il canto a tenore è una pratica fortemente radicata in una parte dell'isola. È interessante che queste 2 musiche che oggi raccontiamo e celebriamo siano situate insomma in due aree diverse dell'isola e siano fortemente rappresentative di questi 2 territori. È una pratica certamente attestata da secoli nell'isola, di cui non siamo in grado di ricostruire le origini. Semplicemente, se vogliamo provare a fare la storia, non abbiamo i documenti per farlo, forse non li abbiamo ancora trovati. Al netto di racconti mitici sull'origine di questo canto, noi possiamo tornare indietro a partire dal Settecento, lì abbiamo le prime fonti, e iniziamo dal Settecento a poter ricostruire sempre in maniera più dettagliata una storia del canto a tenore. E, ovviamente la storia che conosciamo meglio è la storia del Novecento, la storia del XX secolo, nella quale ci sono 2 fenomeni che sono secondo me molto importanti da sottolineare oggi. Nel Novecento, nel corso del Novecento, il canto a tenore è sottoposto a processi di patrimonializzazione, tornerò su questo concetto, e ha appunto questa forza straordinaria di proiettarsi oltre il mare e al di fuori dall'isola. In questa storia di patrimonializzazione del canto a tenore, di proiezione oltre i confini regionali, Daniele Cossello, bittese, classe 1934, ha giocato un ruolo da protagonista. 32, scusate. Vorrei provare in questi pochi minuti insomma, che vi ruberò a ripercorrere un po' alcune delle tappe che appunto hanno consentito al canto a tenore di avere questa diffusione in generale, e poi soffermandomi in particolare sul ruolo dei tenoristi bitti appunto e di Zio Taniele. C'è una data con la quale io vorrei partire, che è il 1929, è una data importante. Nel 1929 viene registrato il primo disco di canto a tenore. Sta nascendo l'industria discografica commerciale, si sta diffondendo in Italia, un'etichetta inglese, la Edison Band, registra 5 dischi e 78 giri per grammofono, coinvolgendo dei cantori dorgali. Quei 5 dischi sono intitolati Cori Sardi di Barbagia, hanno diversi problemi tecnici, a quell'altezza cronologica è ancora difficile registrare la polifonia, registrare i timbri culturali, ma è una prima tappa. Per la prima volta il canto a tenore viene fissato sul disco, viene fatto da un'etichetta discografica internazionale, ed è un primo appunto tentativo di proiezione. Per avere poi dischi di canto a tenore dovremo aspettare il secondo dopoguerra, quindi diversi decenni. E nel dopoguerra succedono tante altre cose. Con il professor Macchiarella abbiamo messo su da un po' di tempo un gruppo di studi all'Università di Cagliari che si sta occupando di studiare l'impatto che il piano di rinascita e le politiche dell'industria turistica, l'idea della Sardegna turistica che oggi sembra scontata, in realtà si sviluppa in maniera importante nel secondo dopoguerra, e quindi quelle politiche turistiche, l'impatto che hanno avuto anche nelle musiche di tradizione orale. Sta venendo fuori che questo impatto è molto forte e significativo. Tantissimi gruppi folcloristici nascono a partire dagli anni 60, 70, gli enti regionali e provinciali preposti a questi compiti stimolano la circolazione di musica di tradizione orale. In quel momento non lo si fa perché quelle musiche vengono considerate un patrimonio culturale, lo si fa perché sono considerate un attrattore turistico, però gli effetti sono importanti. E in quella prima fase Daniele Cossello è già protagonista in maniera molto significativa. Vi leggo 2 righe. Io ho avuto il piacere, l'onore e l'onore, si dice in questi casi, di curare una decina di anni fa l'enciclopedia della musica sarda. Non so se qualcuno ha di quest'opera in 16 volumi che veniva
venduta dall'Unione Sarda, e ne intervistammo tantissimi musicisti, anche Zio Daniele partecipò, lo intervistai io, vi voglio leggere un passaggio su quella fase lì che è molto significativo. Mi disse appunto Zio Daniele 10 anni fa: nel 1957 l'ente provinciale per il turismo di Nuoro contattò il sindaco di Bitti, il quale chiamò me e gli altri miei amici per organizzare un gruppo di ballo e un coro a tenore per sfilare al Redentore di Nuoro. Per la prima volta cantavamo fuori da Bitti per rappresentare il nostro paese. Fu a partire dal 1973, con la nascita della Proloco, che formai il primo gruppo stabile. Cantavano con me Tancredi Tucconi, Salvatore Pannini e Piero Sanna. Ci chiamavamo Tenore Proloco di Bitti. Allora, in queste dichiarazioni c'è una tappa fondamentale della storia del cantatenore. Il cantatenore si faceva nei paesi e cantavano le persone che sapevano cantare, che si incontravano nelle occasioni informali, nelle feste, nelle occasioni informali, in zilleri, facultini, matrimoni. Si mettevano assieme 4 persone che sapevano cantare e cantavano. L'idea che a noi oggi sembra scontata del gruppo stabile, del quartetto stabile, che ha un suo nome, che ha una sua riconoscibilità, eccetera, è un fenomeno che nasce in questi anni qua. E questa è la primissima esperienza, se non la primissima, una delle prime esperienze. Nasce l'idea che nei paesi debbano nascere dei quartetti stabili, che sono riconoscibili, che hanno un nome, che hanno il compito di esibirsi pubblicamente al di fuori del proprio paese per rappresentare la cultura del proprio paese al di fuori. È molto interessante a proposito dei discorsi del turismo, no? Che contestualmente Zio Daniele fece nascere la Proloco a Bitti, il primo tenore si chiamava Tenore Proloco, quindi questo legame ancora che viene contattato per esibirsi al Redentore dall'ente provinciale per il turismo, c'è questa connessione molto importante. E ripeto, questa è una tappa storica, cioè nascono i quartetti stabili di cantatenore, e Zio Daniele era lì a farlo per primo, e nasce in qualche modo il professionismo del cantatenore. Nella Uneddas, per esempio, la storia è molto diversa, noi abbiamo i professionisti della Uneddas già testati dal 1700, nel cantatenore un'idea di professionismo si sviluppa in quegli anni lì. C'è poi un'altra tappa, che è quella del folk music revival, no? Questa espressione che si usa per indicare un movimento culturale basato sulla riscoperta, riproposizione e rielaborazione del patrimonio musicale di tradizione orale, che in Italia è il suo massimo sviluppo negli anni 60 e 70. È un fenomeno complesso, multiforme, dalle tante anime, e alla quale contribuisce anche la Sardegna, e contribuisce in varie maniere. La Sardegna, in quel movimento ci sono per esempio dei cantautori che scrivono nuova musica, Franco Madao è stato l'esponente stato più conosciuto, ci sono degli interpreti appunto che fanno revival, che reinterpretano in una nuova veste le musiche di tradizione. Maria Carta è il nome più importante, ma la Sardegna contribuisce tantissimo al fenomeno del folk revival con musicisti tradizionali e anche col canto a quattro, con la polifonia. In quella stagione sono protagonisti per esempio gli Agius, il coro del mitico Salvatore Stangoni, e dall'altra c'è il cantatenore rappresentato appunto in quella fase soprattutto da Orgoso, dal tenore Supramonte, che partecipa allo spettacolo Bella Ciao, che pubblica il disco Pascoli Serrati a Muro, o dal tenore Rubano, che pubblica solamente su Astore, Sattirto, eccetera. E questo stesso tenore Rubano avrà un ruolo anche in un'altra stagione, che è quella del jazz. A un certo punto iniziano i progetti di collaborazione tra musicisti jazz, spesso di calibro internazionale, che si interessano al sardo. Ci sono 2 tappe fondamentali in questo percorso. Uno vede appunto ancora una volta coinvolto il tenore Rubano del disco di Marcello Melis, bassista sardo che lavorava a New York e che a New York nel 1977 appunto incide un disco di New Village on the Left, nel quale era coinvolto il tenore Rubano. E l'altro è la collaborazione tra, eccolo che torna, tra il tenore Raimundo Loco e Ornette Coleman. Ornette Coleman è stato il più importante esponente del free jazz, una corrente molto sperimentale del jazz, che nel 1990 viene in Sardegna, affascinato dall'Omega, si è affascinato dal cantatenore e si esibisce pubblicamente. I racconti di Zio Daniele su quell'esperienza sono meravigliosi. Vado veloce, c'è un'altra tappa che è significativa, che è quella della world music, fenomeno che si delinea un po' dopo il folk music revival, negli anni '80, assume la fisionomia di un movimento musicale caratterizzato in tutto il mondo dalla mescolanza di musiche di varia provenienza ed una nuova attenzione verso appunto le musiche delle varie culture del mondo. Una figura centrale in questo contesto è stato Peter Gabriel, che nel 1989 fonda l'etichetta Real World per dare una consistenza discografica alle esperienze nate all'interno del WOMAD, che era un pionieristico festival di musica del mondo cofondato da Peter Gabriel nei primi anni '80.
Quindi nasce prima questa esperienza dell'uomo di questo importante festival e a un certo punto Peter Gabriel fonda la Real World, l'etichetta discografica che vuole appunto fissare su dei supporti queste esperienze dei festival. Nel 1995 i Tenori di Beatty si esibiscono prima a Cáceres in Spagna e poi a Reading nel Regno Unito all'interno dei festival Roma. E durante questi festival si era soliti fare, gli addetti, i lavoratori di questo festival la chiamavano la Recording Week, cioè una settimana dove tutti i musicisti provenienti dalle varie parti del mondo che avevano partecipato al festival stavano lì coinvolti. Peter Gabriel costruì degli studi di registrazione all'avanguardia meravigliosi e si registrava, si stava assieme, si continuavano a fare esperienze. Dopo il concerto di Reading, i Tenori di Beatty vengono invitati appunto a questi studi di registrazione fantastici. Io in realtà l'ho già scritto nell'antiprogetto, sto per pubblicare un saggio nel quale racconto bene questa esperienza e ho intervistato per l'occasione Michael Brooks, che è il compositore canadese a cui Peter Gabriel affidò il compito di seguire la registrazione dei Tenori di Beatty. È stato molto importante per me parlare con lui e anche sentire la sua emissione, i suoi ricordi di quell'esperienza degli anni 90. Vi cito uno stralcio di questa intervista che ho fatto con Michael Brooks, che uscirà poi in questa pubblicazione. Mi ha detto, arrivati in studio, appunto, finito il Woman, ricordo che i cantori non erano soddisfatti della loro performance, così ci proposero di andare a registrare in Sardegna. Arrivai a Pitti nel maggio del 1995 e trascorsi in paese circa una settimana. Portai con me un sistema di registrazione binaurale che, grazie a un supporto realizzato da un mio amico, potevo applicare alle montature dei miei occhiali in corrispondenza delle orecchie. La cosa interessante del progetto era la sperimentazione. Ci recavamo ogni giorno in almeno 2 posti diversi, spesso erano delle chiese, poi sappiamo che andarono nelle cantine, che andarono nei nuraghi, per verificare le diverse rese acustiche degli ambienti. In ognuno di quei luoghi provavamo diverse modalità di registrazione. A volte stavo in piedi vicino a loro, altre volte più distanti, altre volte dentro il cerchio delle 4 voci. Grazie a questo progetto di sperimentazione all'avanguardia, oggi queste tecnologie di registrazione sono usate, ma allora erano assolutamente all'avanguardia, cioè l'idea di posizionare 2 microfoni in corrispondenza delle tue orecchie, così tu registri lo spazio solo attorno a te esattamente come tu lo senti nella realtà. E questa cosa è all'avanguardia. Nasce in questo modo Samorema. La Real World produce un disco dei Tenori di Beatty nel 1996 che si intitola Samorema e che è interessantissimo per questo aspetto di sperimentazione. Invito tutti a riascoltarlo e a riascoltarlo in cuffia perché è un'esperienza straordinaria e è fondamentale per la diffusione del canto a tenore in tutto il mondo, veramente, perché la Real World e Peter Gabriel hanno una capacità di proiezione internazionale straordinaria. E avrà ovviamente anche un impatto sulla carriera delle esibizioni dal vivo, si alimenterà ulteriormente appunto le esibizioni di Daniele Costello e dei Tenori di Beatty veramente in tutto il mondo. Nel frattempo, in tutta questa storia si stava avviando in maniera sempre più importante in Sardegna quel processo di patrimonializzazione, così lo chiamano gli antropologi, cioè l'idea che per noi sardi il cantatenore per tutta la fase è stata qualcosa di normale, che si fa, come si fanno tante altre cose nella vita. Poi abbiamo avuto, lo sapete tutti, una fase anche in cui invece le nostre cose erano disprezzate e a un certo punto, come dire, c'è tutto un fermento culturale, una politica, eccetera, per cui a un certo punto noi sardi capiamo che queste nostre cose hanno un valore culturale, diventano un patrimonio. Fare certe cose che facevano i nostri padri e i nostri nonni diventa importante, le facciamo diventare un patrimonio. E questo patrimonio si sviluppa, questi processi di patrimonializzazione vanno avanti per la lingua, vanno avanti per le musiche di tradizione. In questo processo che è interno ma che è esterno ci sono 2 tappe importanti da ricordare a livello non solo simbolico ma anche proprio istituzionale. Sono il 2005, quando avviene la proclamazione del canto a tenore come capolavoro della cultura orale e immateriale dell'umanità, il primo riconoscimento UNESCO. Questo progetto di riconoscere i capolavori poi viene abbandonato dall'UNESCO e nel 2008 nascono le liste rappresentative. Quindi l'UNESCO stila una lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'umanità e il canto a tenore, che aveva già avuto quell'altro riconoscimento, converge e oggi è ufficialmente riconosciuto appunto tra i patrimoni immateriali di tutta l'umanità. Un'altra cosa che noi studiamo con interesse è gli effetti che questo riconoscimento che viene da fuori ha avuto nella comunità dei cantori, e succedono tante cose. Una delle conseguenze secondo me più interessanti è l'associazionismo. Tutti conoscete la nostra tendenza sardi a
litigare col vicino, lavorare in piccoli gruppi, e invece appunto i cantori a tenore avevano ognuno il suo gruppo con la sua associazione. Nascono le prime associazioni che tengono assieme più cantori. Nasce l'associazione Tenore Sardegna e alle elezioni, al primo insediamento, all'unanimità, tutti i cantori appunto coinvolti in questa iniziativa della Sardegna votano Daniele Cosselli come primo presidente, avrà anche questo loro significativo. Queste azioni di patrimonializzazione e i loro risvolti politici hanno effetti anche in Sardegna. Sto andando a concludere, cito un'altra cosa importante, che è la legge regionale 22 del 2018, una legge appunto di pochi anni fa che disciplina le politiche linguistiche regionali. Ma c'è una cosa interessante, in questa legge che parla di lingua sarda si parla dell'importanza di valorizzare quelle che vengono chiamate le arti proprie, le musiche di tradizione, perché sono un veicolo per la lingua. In quella legge, anche questa a noi interessa molto come studiosi, vengono elencate quali sono le arti proprie, cioè viene detto per legge quali sono le musiche di tradizione sarda. In questo elenco di queste 9 arti proprie della Sardegna, il cantato tenore sta al primo posto. Mi fa piacere, visto che siamo in questa sede, dire anche che questa legge ha un articolo, che è l'articolo 26, nel quale vengono affidati ufficialmente all'ISRE, all'istituzione che ci ospita, dei compiti di valorizzazione della lingua, della cultura sarda, delle arti proprie, vengono affidati proprio all'ISRE. Uno, diciamo, delle mie mission come componente del comitato tecnico scientifico, con un ruolo del quale insomma, sono molto onorato, è proprio lavorare costantemente in questa direzione, ricordare all'istituzione, al Presidente, a tutto il Consiglio e dirgli che appunto uno dei nostri compiti come istituzione è questo, quindi anche ciò che stiamo facendo oggi, concentrarci sulle arti proprio della Sardegna, sulle orecchie, sul cantatore, sulle altre musiche, è una mission importante dell'ISRE, lo è anche in quanto appunto definita dal punto di vista legislativo. Vado a concludere, non elenco i concerti, i luoghi del mondo in cui Daniele Cosselli e i Tenori di Biti si sono esibiti, sarebbe troppo lungo, non elenco i riconoscimenti, abbiamo visto una bella immagine del riconoscimento del Cavalierato della Repubblica Italiana. Molto brevemente, ci sono altre 4 ragioni per cui Daniele Cossello credo sia una figura unica alla quale oggi giustamente rendiamo omaggio. Una l'abbiamo visto, il suo ruolo nella didattica. Daniele Cossello fonda la prima scuola di cantatenore, un'altra tappa importante nella storia di questa pratica musicale. Si passa da una modalità di apprendimento tradizionale, informale, con rapporti faccia a faccia, con imitazione, ai primi tentativi di formalizzare una nuova didattica, che è una prospettiva che è importante poi per il futuro di questa musica. Poi, come dire, noi lo celebriamo come figura storica, ma il secondo punto che vi ho segnato è il suo modo di cantare. Cosselli è prima di tutto un cantore, il suo ruolo come boghe, il suo ruolo soprattutto come mesuoghe, con quello stile inconfondibile che oggi è un marchio di fabbrica del Samoda bittese, del modo bittese di cantare a tenore, no? È quella mesaoghe squillante, autorevole, che con audacia si ritaglia questi ruoli per cui continua a cantare quando basso e contra interrompono, e a volte in certi momenti prende il ruolo di leader ed è lui a guidare le ambasciate delle alzadas al posto del saoghe, insomma una mesaoghe in cui si vede veramente nella musica anche, come dire, l'autorevolezza che Daniele Cossello ha nella comunità dei cantori, e la sua musica è una cosa, insomma, un'altra cosa enorme che Daniele Cossello ci ha regalato e ci regala. Terza cosa, l'attenzione per il testo. Sapete che nel cantatenore in musica vocale si cantano dei testi ovviamente in lingua sarda, ovviamente dei testi poetici. A ogni boghe è lasciata libertà di decidere: a me i testi non interessano, per tutta la vita canterò sempre gli stessi 2 versi, o dare importanza al contenuto poetico. Daniele Cossello ha fatto tantissimo anche da questo punto di vista, è stato un ricercatore locale, ha pubblicato 2 libri, ha fatto lavori di ricerca e di raccolta delle poesie di autori bittesi, una monografia su Amico Cimino, una raccolta su tutti i poeti vizzichesi dal 1800 al 2010, e quindi questa sua passione per la poesia, per la ricerca all'interno del suo paese, che poi si riverbera anche nei testi che lui canta, è un altro aspetto che secondo me connota Daniele Cossello come cantore. E in questa linea di, diciamo, un ruolo di ricercatore locale c'è un'ultima cosa che veramente chiudo, che voglio citare. Io a casa custodisco gelosamente un manoscritto, alcuni fogli che Daniele mi ha consegnato un po' di tempo fa, in cui c'è un complesso grafico che lui stesso ha elaborato, nel quale fondamentalmente ragiona sul rapporto tra moda e traccio. Sapete, nel cantatenore c'è questa cosa, esiste Samoda, che è lo stile del paese, e sapete benissimo che ogni paese con orgoglio porta avanti il suo stile di canto. Ma all'interno di un paese non tutti i cantori cantano la stessa maniera. Esiste un altro livello per cui esiste lo stile, il modo di cantare del singolo cantore.
dentro la cornice del Samoa, dentro lo stile del paese. Ecco, Daniele faceva questo ragionamento, l'ha messo per iscritto, per cui se tu puoi combinare variamente diversi bassi, diverse contre e avere nella stessa moda, nello stesso stile del paese, un sacco di combinazioni diverse che porteranno come esito stili musicali diversi, modi diversi di fare musica. Allora ho avuto questa intuizione, l'ha scritta lì, mi ha consegnato questo testo di cui io sono insomma molto orgoglioso, che custodisco gelosamente, e anche per questo, oltre che per tutto ciò che Daniele Cosello ha fatto per tutti noi sardi, lo ringrazio e ringrazio voi per l'attenzione. Grazie Marco per questo intervento che ha messo anche in risalto un fattore secondo me molto importante, cioè di quanto questi due maestri, due musicisti hanno dovuto incontrare il mondo del music business, il mondo, le regole e i tempi dello spettacolo internazionale. Lo hanno fatto senza snaturare, senza modificare quello che era la propria idea di musica tradizionale. Questa è una cosa molto molto importante, perché sappiamo quanto i due mondi siano diversi. Adesso andiamo avanti con l'intervento del professor Ignazio Macchiarella, professore ordinario di etnomusicologia presso l'Università di Cagliari, per cui anche direttore dell'Abimus e laboratorio interdisciplinare sulla musica del Dipartimento. Fra i temi trattati nei suoi lavori vi è lo studio della multipart music, con particolare riferimento alle pratiche vocali, i rapporti fra musica e religione, la musica e rito, l'analisi della performance e l'analisi formale delle espressioni musicali trasmesse oralmente, con particolare attenzione ai differenti meccanismi dell'oralità. Ha svolge ricerche in Sardegna, Corsica e Suditalia. La parola al professor Macchiarella. Grazie a Isre per l'invito, sono molto contento. Grazie alla nuova governance dell'Isre avete un grande lavoro da fare davanti e sono sicuro che sarà fatto molto bene, e quindi insomma auguri anche per questo. Marco giustamente parlava di patrimonializzazione, insomma quello che stiamo facendo oggi qui rientra in questo campo, è un modello, una tappa importante di un percorso di patrimonializzazione. Bisogna abbassare. Allora dice, prova a spiegare che cosa? Vabbè, vediamo. Ripartiamo. Dicevo che questo è un fenomeno, un momento importante, una tappa importante, quella di oggi, di questo processo di patrimonializzazione che viene dalla comunità, chiamiamolo così. Patrimonializzazione, Marco l'ha spiegato bene, è una questione molto complessa. Noi siamo abituati a un'idea di patrimonializzazione che viene dall'alto. La patrimonializzazione per esempio è quella che fa sì che certi tipi di musica vengono finanziati dallo Stato perché lo Stato ha deciso che quella è la musica di riferimento, no? Per esempio mi riferisco all'opera lirica. L'opera lirica sta in piedi perché c'è un notevole contributo da parte dello Stato, il FUS, il famoso Fondo Unico dello Spettacolo, che insomma senza il quale non si potrebbe fare l'opera lirica. Siccome lo Stato italiano lo ritiene un'espressione culturale importante, e lo è ovviamente, è un'espressione legata alla identità, insomma, diciamo, alla storia culturale dell'Italia, avviene questo finanziamento da parte dello Stato. Questo invece a cui siamo noi è un tipo di patrimonializzazione che viene dalla gente che fa musica e dalla gente che vive nelle comunità dove si fa musica, e quindi ha una sua particolare importanza, che riguarda appunto la volontà, insomma, la ricerca di fare questo, insomma, l'impegno che viene fatto da chi fa musica e dalla comunità dove queste musiche si fanno. Io mi occupo di musica tradizionale da 40 anni, insomma, 40 anni fa sono venuto per la prima volta qui all'Isre. Sono tanti anni e ho avuto il piacere e l'onore di conoscere sia zio Daniele che di conoscere Luigi, sono quasi 40 anni fa, non so se vi ricordate, ci siamo conosciuti a Erice, no? Luigi, ti ricordo? No, non sento. Anche con zio Daniele, dove è zio Daniele? Ecco, ti ricordo, ci siamo conosciuti 40 anni fa a Erice, paese in provincia di Trapani, dove si svolgeva, no? C'era anche Nico Staili in quel mitici festival della musica
della musica per zamponi, erano dei festival con concorsi, insomma, con un premio, no, e Luigi partecipava e tutti gli anni vinceva, non c'era altra cosa, lui si iscriveva e vinceva automaticamente, tutte le giurie lo facevano vincere direttamente. E allora un anno, è stato forse il secondo anno che eravamo lì, un anno ci venne chiesto di fare in modo che non vincesse Luigi, perché non era possibile, no? E io mi ricordo questa scena surreale con Luigi, che si ricorda bene, l'abbiamo ricordato poco tempo fa in uno dei nostri incontri. Questa scena surreale in cui abbiamo detto: Luigi, quest'anno non dovresti vincere tu, ma ti facciamo un'altra, ci eravamo inventati, membro della giuria. E lui fece questa battuta bellissima, disse: sì, è che come la Juventus, che non si iscrive più al campionato perché vince sempre. Io mi iscrivo e se la giuria decide che ho vinto, devo vincere, no? Poi alla fine, insomma, lui ci ha accontentati, ha fatto parte della giuria, c'è stato un accordo, insomma, virtualmente, insomma, il premio era suo, anche se quell'anno tra l'altro vinse il tamburinato, non un suonatore di zampogna, ma Angelo Nobile, suonatore di tamburo di Ragamuto, Castelterni. Poi lui l'abbiamo fatto ospite d'onore. L'abbiamo fatto ospite d'onore, l'abbiamo fatto suonare, poi l'anno successivo non è più venuto, insomma, è stato un incontro. Comunque da lì è nata questa grande amicizia. Invitandolo come non come concorrente. Sì, Come concorrente. E poi abbiamo fatto dei viaggi insieme, no? Ricorderai, siamo stati, no, anche con il Daniele, siamo stati a Baghdad, è uno dei più avventurosi, insomma, e poi altre cose, altri viaggi in giro che in quegli anni erano le prime cose che si facevano dietro musicologia con i musicisti di tradizione orale, un po' in giro per il mondo. E dunque, insomma, è un rapporto di amicizia per me molto importante, insomma, gran parte delle cose che scrivo e che penso e su cui lavoro sono frutto della memoria di tanti discorsi che abbiamo fatto insieme, delle tante informazioni sui loro saperi che mi hanno omaggiato sia Daniele che Luigi, insomma, mi hanno dato un sacco di cose, insomma, gli devo molto. E in questi discorsi sono stati molto utili e quello che sono stati molto utili per una questione che in realtà mi rode fin da quando ho cominciato a fare questa ricerca di etnomusicologia della mia vita. Io in realtà quando ho cominciato pensavo che stesse per sparire tutto, nei primi anni 80 si pensava che le musiche di tradizione orale fossero in via di sparizione e che, insomma, questione di 1 o 2 anni non ci sarebbe stato più nulla, quindi dovevamo registrare il più possibile. Qui io sono venuto grazie a Pietro Sasso e l'idea con Pietro era quella di dover registrare tanto perché stava per sparire tutto, insomma, e quindi mi ricordo una volta nella chiacchierata con mio padre mi disse: ma tu che lavoro vuoi fare? Ho detto: questo però per un po', perché poi devo trovare un altro lavoro, perché poi sparisce la musica, no? Se sparisce la musica di tradizionale, io che musicologo faccio? Ma questa era effettivamente come la pensavamo in quegli anni. Non avevamo mai immaginato un incontro come questo, una richiesta di patrimonializzazione che viene dalle comunità, non l'avremmo mai aspettato, perché erano le comunità che non avevano interesse a quel tipo di musica. Loro sì, c'erano Daniele che suonava, che cantava, Luigi che suonava, e tanti altri in Sardegna in quegli anni, e in Sicilia erano i 2 posti per cui lavoravano più. Loro sì, erano le comunità che non volevano. Questa musica funziona perché è una musica che viene fruita e richiesta dalle comunità. E dunque, insomma, questo era. In questi anni ho lavorato molto sul cercare di definire come si suona, no? Come viene fatto una struttura musicale. Gran parte dei nostri lavori sono così, adesso stiamo tirando fuori 2 libri che saranno pronti dopo l'estate sulle tecniche di improvvisazione, sulle tecniche musicali del cantatenore e delle polifonie in Sardegna. Queste cose qui più o meno abbiamo un'idea su questo, abbiamo un'idea su come si suona. Quello che invece ci rode è che insomma, non sappiamo, non abbiamo capito bene il perché si suona, perché questa gente fa questa musica, e perché questa musica ci piace tanto, e perché stiamo ad ascoltarla
stiamo a partecipare, facciamo viaggi, eccetera, eccetera. Questo è una cosa abbastanza complicata. Io ho una serie di idee su questo. Innanzitutto credo che insomma, si suona, anzi forse toglierei subito il primo argomento, insomma, quello di carattere economico. Non si suona per far soldi. È una musica, quando io la spiego all'università ai miei colleghi, eccetera, eccetera, è un po' difficile spiegare e parlare di gente che investe ore e ore, giorni e giorni della propria vita per una espressione musicale che non è pensata per fare CD e per vendere concerti. È difficile spiegare il termine sacrificio, no? Che molti musicisti tradizionali fanno con la loro musica. No? E quindi non è questo, è invece una musica espressione della comunità, è una musica sincera, è una musica su cui non si può bluffare. Ecco, questo io sottolineerei questo termine, è una musica su cui non si può bluffare. Dicevo di patrimonializzazione da parte di quelle che vengono dall'alto. Quelle che vengono dall'alto spesso si bluffano con quelle patrimonializzazioni, ci sono soldi che finiscono, cioè ci sono tra i direttori d'orchestra, tanto per citare alcune cose, insomma ci sono direttori d'orchestra che insomma non valgono e che pure vengono salvati da questo perché in qualche maniera sappiamo in Italia è così. E non è soltanto una faccenda italiana, perché anche all'estero succedono le stesse cose. Insomma, in qualche maniera si può bluffare. Con la musica tradizionale no. Perché la musica tradizionale quando viene suonata nei propri paesi non si bleffa. Insomma, suonare l'Aunedas a San Vito o comunque in un paese della Sardegna del Sud è una cosa che richiede una particolare attenzione, perché l'ascoltatore è un ascoltatore competente. È un ascoltatore che se qualcosa non va bene lo viene a dire, ascoltatore. E dunque, insomma, la sincerità di questa musica credo che sia un valore importante. Si usa spesso il termine identità, c'è forse un abuso del termine identità, no? Adesso per fortuna vedo che negli ultimi anni sta per fortuna sparendo questa cosa, perché il termine identità è un termine pericoloso. Purtroppo si fanno anche le guerre per il termine identità e quindi è un termine molto pericoloso. Ed sottintende l'idea che se uno è nato in un posto è fatto in una certa maniera, dunque c'è questa idea essenzialista e quindi uno suona le Lauretes perché è nato in quel posto lì, ma quando mai? Uno suona le Lauretes perché ha studiato, perché ha voluto studiarle in quella certa maniera, non per il fatto di essere nato in un posto. Questo discorso di identità andrebbe messo da parte, invece andrebbe costruito un'altra cosa, insomma andrebbe sottolineato un'altra questione, che è quella della costruzione. Queste musiche tradizionali sono costruite, non sono delle cose che si imparano spontaneamente, non sono delle cose che stanno nell'aria o nelle pietre, ma stanno nella ricerca che viene fatta, nella ricerca musicologica che viene fatta da chi suona. Insomma, io ho avuto il piacere di andare da Luigi più volte in tempi recenti, ho visto il suo impegno come suonatore, come sperimentatore. Le Lauretes in minore sono una sua invenzione, no? A cui so che lui tiene in maniera particolare, quindi lo sottolineo. Cioè le Lauretes sono tutte in scala maggiore. Da qualche anno Luigi ha sentito il dovere di doverlo fare, ha sentito il bisogno, perché come tutti gli artisti mette in discussione i propri saperi, li fa interagire con altre idee, con altri saperi. E dunque tra queste cose ci raccontava che ha avuto appunto la richiesta da parte di un amico suo di qualcosa che rendesse meglio il dolore è più forte che una persona possa provare, qual è quello della perdita di una persona cara. E dunque per questa esigenza, questa richiesta, no? Forse Luigi magari ce lo puoi spiegare meglio tu, forse per questa richiesta è venuta fuori l'idea di ragionare e fare delle Lauretes in minore, perché nella nostra cultura, nella nostra sensibilità è una cosa nostra. Nella nostra cultura il minore sta più legato all'idea della sofferenza, mentre il maggiore è più legato alla pomposità, insomma, a queste altre cose. E quindi da qui la ricerca delle Lauretes del minore è la costruzione di un repertorio, un piccolo repertorio adesso, finora piccolo repertorio, a cui lui ci tiene in maniera particolare, dunque è una rappresentazione di come l'artista interagisce. E dunque i saperi di Luigi, i saperi di Daniele e degli altri musicisti di tradizionale non sono qualcosa che si impara. Negli anni 80 e 90 c'era questa formula
che dicevano più artisti del folk music revival, che la musica tradizionale nasce dalla terra, dai piedi, non bastava perché è così perché si calpesta una certa terra, ma quando mai? Insomma, non esiste proprio, insomma. E io allora che calpesto la stessa terra, perché non le capacità che ha Zio Luigi di suonare le launettes? No, se è una faccenda che nella terra dovrebbe essere buona per tutti, no? E questo è un po' l'equivoco che c'è stato storicamente, il fatto di pensare che se uno è nato in un paese deve avere la stessa musica degli altri abitanti del paese, no? I presenti in sala, molti dei presenti in sala ricorderanno l'antologia di musica sarda del 1973, 3 dischi non play pubblicati dall'Albatros. In quei dischi ci sono i nomi dei paesi in cui ci sono state fatte le registrazioni, ma non i nomi di suona, perché l'idea di fondo era che appunto ci fosse questa, che tutti gli abitanti del paese condividessero non soltanto la cittadinanza anagrafica, ma anche la pratica musicale. Invece non è così, perché insomma in un paese non tutti gli abitanti necessariamente, io ho la fortuna di abitare, di passare parte della mia vita a Santo Lussurgio, e non tutti i lussurgesi amano il cantato in coro di Santo Lussurgio, ci sono molti che non lo apprezzano per nulla e che preferiscono altri generi di musica, perché la musica è qualcosa che ci scegliamo da fare. C'è un termine che usa la etnomusicologia internazionale che è attribuita a John Blakey, che è il termine di sound group. Il concetto di sound group ribalta l'idea che c'è nella folk music revival in tante pubblicazioni che ancora oggi si continuano a fare anche nei nuovi media. Cioè l'idea che se uno è nato contadino gli deve piacere un certo tipo di musica, a tutti i contadini deve piacere quel tipo di musica. Quindi la musica dei contadini è la musica che fanno effettivamente i contadini. Io sono orgogliosamente di famiglia contadina, perché i miei facevano i contadini, e posso testimoniare che non è così. La musica che a me piaceva era diversa, e quella che piaceva facevamo i Pink Floyd quando eravamo giovani, con gli altri contadini con cui zappavamo la terra, e a mio padre piacevano altre musiche che non fregavano nulla agli altri contadini. Non è così, tutti noi pensando alle nostre esperienze possiamo testimoniare che non è così. C'è una rappresentazione che è stata data da un certo tipo di antropologia, da un certo tipo anche di etnomusicologia, e invece uno la musica se la va a cercare. I sound group sono i gruppi che si formano a partire da un suono. Il sound group delle Noete sono gli specialisti, ascoltatori delle musiche di Luigi Lai, che costruiscono il proprio gruppo, costruiscono un gruppo sulla base della comunanza, del piacere di ascoltare quel tipo di musica. E quindi vanno ribaltate tutta una serie di cose, tra appunto questo concetto di identità, eccetera, e va pensare che questa è una musica che si sceglie di fare, e soprattutto è una musica che ancora ci ostiniamo a cantare, a definire popolare, ma che popolare non lo è. È una musica colta, è una musica altamente colta, è una musica classica, è una musica che non è popolare, perché popolare significa che lo possiamo fare tutti. Ti ricordi che una volta, Luigi, ti ricordi che una volta a Erice, che c'era quel presentatore che diceva questa è musica popolare, io a un certo punto ho preso la zampogna e gli ho detto bene, la suoni, se è musica popolare la suoni. Ecco, questa idea qui, noi etnomusicologi ci battiamo su questa cosa, va messa da parte. Non è una musica popolare, è una musica d'arte, è una musica complessa. E dunque questo è un altro aspetto. Un altro aspetto su cui volevo, e chiudo presto, volevo sottolineare è il fatto che la musica delle Noete, vorrei appunto, Marco ha parlato molto in maniera molto articolata della musica di Zio Daniele, delle tenors di Beat. Io volevo dire due cose non sto a raccontare la storia di Luigi perché lui la racconta molto meglio di me, l'emigrazione, il ritorno all'emigrazione, il rapporto con la festa del primo maggio, con la festa di Sant'Efisio, molto importante a Cagliari, insomma, che rischiava di non uscire il santo perché non c'erano i suonatori launetes. Dunque sono tutte cose che noi conosciamo bene. Ma com'è l'arte del musicista d'arte, del musicista colto, del musicista d'arte? La musica di Zio Luigi è una musica fatta di incontri, perché quello che fa il suonatore, soprattutto quando è solista, la differenza con il cantatenore è che il cantatenore è una negoziazione collettiva, cioè sono 4 persone che interagiscono tra di loro, dove c'è uno un po' che comanda. Sì.
dove c'è uno un po' che comanda, che sa voce, che interagisce con gli altri tre e questa interazione poi gli ascoltatori l'ascoltano. Quindi c'è un primo passaggio che il quartetto fa al suo interno e poi c'è il cantare che si rivolge agli ascoltatori. Con le laurette questo passaggio non c'è perché il suonatore è da solo, interagisce con le due canne che fa concertare, che fa suonare in contrappunto. È una delle poche musiche che conosciamo di tradizione orale che abbia questo sviluppato senso del contrappunto. E dunque la musica di Luigi è un incontro che Luigi fa, è una serie di incontri che fa con musicisti, con gente che gli chiede di suonare. Anche questo è un aspetto che mi ricordo dalle cose che ci ha raccontato recentemente Luigi, mi ha colpito in maniera particolare, il fatto che esiste un uso comunitario della sua musica, per cui ci sono gli inviti che vengono fatti per andare a suonare della musica durante una festa, e poi esistono altri tipi di incontri, con musicisti d'arte o con musicisti che fanno altre pratiche. Luigi ricorda sempre l'incontro con Branduardi e l'importanza che questo incontro ha avuto per la sua musica, no? E poi altri incontri con suonatori di jazz, incontri con suonatori di popular music, incontri con altri tipi di musicisti d'accademia, anche con musicisti d'accademia. E incontri in cui Luigi mette qualcosa del suo, ma impara pure qualcosa dagli altri, perché questi incontri tra musicisti d'arte, sono sempre degli scambi, sono sempre il termine che noi usiamo più frequentemente, il termine di negoziazione, sono delle negoziazioni tra i diversi saperi musicali che interagiscono. Vedo che Diego mi guarda male perché mi vado per chiudere. Io credo che sia molto importante la giornata di oggi perché è una giornata simbolica per la Sardegna. Io non sono sardo, ma insomma forse adesso un pochino, dopo 25 anni di Sardegna, lo sto cominciando a essere, e quindi anch'io mi sento un po' orgoglioso del mio piccolo di questa giornata, in particolare in cui stiamo facendo appunto un altro passo importante per la l'organizzazione. Poi c'è il discorso di carattere tecnico e questo insomma sarà la prosecuzione dell'impegno che io insomma cercherò, avendo la fortuna di avere collaboratori molto bravi con cui insomma si lavora molto bene, Marco e Diego e altri, insomma, con cui insomma certamente possiamo prendere l'impegno di continuare a lavorare su questa versante e con questa impostazione. E viva Luigi e viva Daniele. Grazie professor Macchiarella, grazie anche per il richiamo di una patrimonializzazione che in Sardegna è particolare alla gente che fa musica, dai suonatori, dai cantori stessi. Infatti colgo l'occasione per salutare anche gli esponenti delle associazioni con cui ISRE collabora, che sono le associazioni di cantori e di suonatori. Ci sono oggi esponenti dell'associazione del Sozio Tenore Sardegna, dell'associazione Bochesa Tenore, dell'Assozio Launetta Sardegna e del Coordinamento Campus. Quindi un saluto anche a loro che sono venuti di essere qua con noi in questa importante giornata. Ci avviamo alla conclusione di questo momento di confronto con il contributo del professor Domenico Staiti, professore ordinario di etnomusicologia dell'Università di Bologna, etnomusicologo e organologo, svolge ricerca sulle fonti storiche delle musiche e degli strumenti di tradizione orale e ricerche sul campo in Italia, nei Balcani e in Marocco. Fra i temi della sua ricerca ci sono i rapporti tra musica di tradizione e repertori di tradizione scritta, iconografia musicale, storia, tecniche esecutive, funzioni e occasioni d'uso degli strumenti musicali delle culture di tradizione orale del Mediterraneo. La parola al professor Staiti. Grazie, buongiorno. Fa molto piacere di essere qua per questo evento, anche per le ragioni per le quali sono io qua, che sono quelle che secondariamente quella che mi occupo di storia degli strumenti musicali a fiato e segnalatamente degli aerofoni policalami, per cui le launettas rientrano in pieno in questa area di competenza a partire dal profilo tecnico, morfologico di come sono fatti questi strumenti, e poi per l'altra ragione più importante in questo contesto, che è quella che mi sono fatto promotore di questa richiesta
di laurea honoris causa a Luigi Lai, che ha seguito tutto un complesso percorso all'interno del nostro Ateneo e poi del Ministero, e che vede per la prima volta certamente in Europa un musicista di tradizione orale insignito di un titolo accademico da parte di una importante università. Questo ci abbiamo tenuto a farlo in collaborazione con l'Università di Cagliari. Ignazio è tenuto perché fosse in rapporto col territorio e anche con chi ha svolto ricerche in Sardegna più approfonditamente di quanto non abbia fatto io. Questo evento di cui qua vedete alle spalle, insomma, dei momenti, Bologna è un'università è una messa solenne, il conferimento di una laurea honoris causa, e secondo me questo carattere così di celebrazione solenne si addiceva molto bene a questa attribuzione, no? Appunto a un musicista di tradizione orale di un titolo di maestro di un sapere straordinario quale è quello di Luigi. E questa cosa, cioè la laurea honoris causa, si inserisce in maniera peculiare, in maniera particolare in quello di cui hanno già parlato Marco e Ignazio, cioè questo complicato, rischioso anche processo che è quello della patrimonializzazione delle musiche di tradizione orale, dei saperi e in particolare delle musiche di tradizione orale, no? Perché si tratta di musiche che a vario livello, lo hanno detto bene l'uno e l'altro, comportano delle sapienze tecniche molto specifiche, molto profonde, per le quali ciascuno degli interpreti dei repertori è al tempo stesso un compositore, è qualcuno che conserva cose che vengono da lontano, ma è un innovatore all'interno della propria tradizione. Il ruolo di ciascuno dei musicisti è diverso da quello di ciascuno degli altri che gli stanno accanto. Insomma, non insisto su questo perché questo processo è stato descritto bene, ma la patrimonializzazione, come è noto e come è evidente, passa quella delle liste UNESCO, cioè passa per delle strategie di vertice e cioè non è espressione delle comunità in maniera diretta, evidentemente, e ha anche la conseguenza di cui l'UNESCO stessa è consapevole, ma che insomma si riesce ad operare i correttivi relativi di irrigidire le tradizioni che sono insignite, no, del titolo di patrimonio dell'umanità e di conservarle, contraddicendo con ciò la loro natura, che è quella di un flusso di comunicazione, di qualcosa che continua a cambiare, non fosse altro che perché gli interpreti, i compositori si avvicinano, ci mette del suo in maniera diversa. Questo irrigidimento ha anche a che fare ovviamente con la funzione che queste cose assumono di emblema, di simbolo, no? di un luogo, di una tradizione, di un ambiente, di un'isola, in questo caso la Sardegna, no? Con una forte statuizione e rivendicazione di tipo identitario. No? Questa cosa è sarda ed è proprio sarda ed è diversa da tutte le altre cose ed è quello che ci contraddistingue rispetto al resto del mondo. No? Il che è vero, cioè le musiche sarde hanno dei loro profili marcati, insomma, riconoscibili, che sono importanti e che sono forti. Va detto che le musiche sarde sono molte cose, che le pieghe della storia, poi i percorsi che le cose hanno preso, hanno portato a mettere in evidenza alcune cose e altre no. Pensate alla tradizione del cantachitano, no? Tradizione del cantachitano che ha avuto un suo momento di fioritura straordinaria, documentato anche in parecchi 78 giri che davano conto delle gare. È roba che se fosse avvenuta in altri contesti
sociali, politici, culturali. Insomma, se ci fosse stato García Lorca avrebbe avuto la fama che ha avuto il cantafondo flamenco, no? È una cosa di quello spessore culturale, di quella portata, di quell'ampiezza. Peraltro è evidentemente legato culturalmente a quella parte del Mediterraneo, alla penisola iberica, degli scambi e dei rapporti insistiti, no? E là è diventato molto famoso, è stato patrimonializzato, si fa nelle sale da concerto. Qua è una tradizione che non ha avuto tanta notorietà. Ci sono altri repertori strumentali, tecniche strumentali su degli strumenti moderni, relativamente moderni, che sono arrivati alla fine dell'Ottocento, nell'isola, l'organetto, no? La tradizione dell'organetto in Sardegna ha una sua peculiarità, ci sono dei suonatori straordinari, ci sono dei repertori bellissimi, in parte in relazione con quelli delle Launeddas e naturalmente mutuati dal repertorio delle Launeddas, ma che con l'essere trasferiti su quell'altro strumento assumono delle proprie caratteristiche, delle proprie fisionomie, un proprio linguaggio. Tutto questo per dire che io mi occupo appunto di storia degli strumenti musicali. Ieri abbiamo fatto un incontro all'università, a Cagliari, in cui ho parlato delle Launeddas e ho cercato di mostrare, perché vale bene come esempio tipico di questa faccenda, ho cercato di mostrare come le Launeddas siano uno strumento che si trova solo in Sardegna, che ha delle specificità che sono diverse da tutti gli altri clarinetti pluricalami presenti in tutta l'area del Mediterraneo, che ce n'è un sacco, ma che tuttavia questo strumento, che è il sardo, è il punto di incrocio, di intersezione di una serie di linee, di percorsi di cultura che hanno attraversato il Mediterraneo e buona parte dell'Europa, senza altre cose, senza certi repertori medievali spagnoli, senza certe strutture di strumenti musicali che in area latina si sono sviluppati e sono arrivati probabilmente da Oriente, senza cose che arrivano da sud fino evidentemente dall'apporto fenicio. Insomma, questi strumenti non sarebbero diventati quello che sono, no? Cioè non sarebbero esistiti, una cosa che è di qua ma che al tempo stesso è il punto di incrocio di percorsi di cultura che attraversano l'Europa, che in altri luoghi si sono incrociati altrimenti e hanno dato vita ad altri strumenti, ad altre tradizioni. Ora, che cosa accade? Accade che questa particolare contingenza che consente alle Launeddas di diventare quello che sono in Sardegna ha determinato il fiorire di una tradizione incredibile, no? Allora, Ignazio parlava prima dei saperi orali e della problematica identificazione di queste cose con cose popolari, inteso nel senso di sapere condiviso, di cose che vengono dal basso, che più o meno tutti, no? I repertori delle Launeddas mostrano che tutto sommato si tratta di tecniche di trasmissione del sapere, non di cose più o meno complicate, di cose più o meno nobili, no? Le musiche di tradizione orale hanno un sistema delle strutture compositive che per ovvie ragioni legate allo strumento, legate alla forma di pensiero trasmessa per via orale, hanno uno sviluppo diverso da quelle che hanno le musiche di tradizione scritta, no? Si tende a pensare ai repertori orali come delle cose semplici perché sono modulari, cioè sono cellule che si attaccano le une alle altre come gli anelli di una catena, e quindi non c'è quel percorso gerarchico degli accordi, delle modulazioni, no, che interessa la storia della musica di tradizione scritta, poi di una porzione ridotta dell'umanità in un periodo ridotto, insomma, delle storie degli uomini, insomma, no? E che quindi questa roba è di struttura
più semplice. Beh, il modo di suonare le laulette, il repertorio, gli stili, le prassi, le tecniche compositive mostrano che anche mettere insieme degli anelli di una catena non è esattamente così, ma che è un lavoro complicatissimo e raffinatissimo di composizione che contiene dei rimandi interni in ciascuna sonata, una capacità di elaborazione finissima, eccetera. E perciò i musicisti sono i musicisti, cioè un suonatore di laulettos non è uguale a nessun altro suonatore di laulettos, e noi abbiamo qua ne ho parlato più volte in questi termini, il più grande interprete di questa tradizione, più grande per tante ragioni, perché lui è bravo, no? Perché ha avuto dei maestri clamorosi, perché è un musicista moderno, cioè un musicista che ha saputo incorporare proprio col corpo e con un severo studio le competenze di quelli che venivano prima, ma che si è nutrito di tante altre cose. Alcune le ha raccontate Ignazio, ma vorrei anche dire che le capacità dei musicisti tradizionali dalla seconda metà del Novecento si sono, in parte sì, le crisi, i repertori che vengono meno, in parte tutto il contrario, cioè la diffusione di massa delle apparecchiature di registrazione fa sì che i musicisti possano conoscere più roba di quello che fanno gli altri, possano riascoltare se stessi e quindi migliorarsi a partire dalle proprie registrazioni, possano registrarsi e quindi produrre delle cose confezionate che devono essere di qualità perché sono ascoltate dagli altri, e questo ha comportato un aumento straordinario, no? Delle capacità tecniche del pensiero compositivo che nell'opera di Luigi sono particolarmente evidenti. E questa è una delle ragioni per il conferimento, torno a quello con questo, e su questo mi fermo, insomma, per il conferimento della laurea a una persona che è l'esponente di una tradizione importantissima, nobilissima, ma che è Luigi Lai, cioè che è quel musicista che ha saputo fare quelle cose. E concludo dicendo che, tornando appunto, intersecando queste cose, perché anche la laurea tutto sommato si iscrive in un processo che non è immediatamente quello della patrimonializzazione direttamente, ma che ha a che fare con, no, la salvaguardia, l'attenzione, la nobilitazione di cose che sono state sottoconsiderate, che meritano invece di essere riconosciute a pieno titolo. E per questo anche è un evento importante. Ma che è importante anche quello che si fa oggi in questa sala, quello che si fa all'Università di Cagliari, quello che facciamo tutti noi un po' con il nostro meraviglioso lavoro, tutto sommato, nell'occuparci di queste cose qua, ma quello che fa la gente che si occupa di questo, perché in questo mondo che si viene irrigidendo in delle identità simbolicamente costruite che non rispondono tanto al vero, in cui il ruolo intanto di chi le studia queste cose, no? Ma poi degli enti di ricerca che stanno sul territorio, delle associazioni. È un ruolo prezioso perché restituisce quel senso di comunità che giova a mantenere vivo tutto il tessuto su cui le grandi figure di musicisti possono stagliarsi e nel quale possono operare. Grazie per l'attenzione. Grazie al professor Staiti, molto interessante come questa celebrazione ci ha offerto un momento ancora per parlare ancora una volta di patrimonializzazione, che è uno degli argomenti forse più importanti che la musicologia si trova ad affrontare negli ultimi anni. Ora però il momento più importante forse della giornata, che è il momento della consegna delle onorificenze. Per questo chiamo sul palco il presidente dell'ISRE, dottor Stefano Larra.
Grazie ai relatori che hanno colto il nostro invito ad essere qua presenti, ci hanno onorato della loro presenza, della loro testimonianza. Adesso siamo nella fase veramente centrale della giornata, il momento della onorificenza dei due maestri che invito qua a salire sul palco, quindi il maestro Luigi Dai e il maestro Daniele Cossellu. Prego. Un applauso. Invito a salire per primo per le premiazioni, per lo scambio anche delle onorificenze che abbiamo pensato. Per primo il vice sindaco di Nuoro, qua presente, ringraziamo per la sua presenza. Per quanto riguarda invece i doni, chiedo al direttore tecnico scientifico di avvicinare gentilmente. Abbiamo un passaggio che vuole. Invito a salire qua anche il sindaco di San Vito. Come prima consegna al maestro Luigi Dai, qui stringo la mano, faccio i miei complimenti e auguro veramente di poter avere una vita per questa testimonianza il sindaco di San Vito consegna la pergamena, il vice sindaco di Nuoro invece consegna la pergamena all'altro maestro Daniele Cossellu, che ci ha lavorato a fare la sua presenza, per lui auguro sempre più anni di vita e di testimonianza di questa relazione immensa e straordinaria. In questo momento mi viene anche da pensare, sempre ricordando il grande Giovanni Lilliu, alla descrizione che fece il maestro il professor Lilliu, ma anche il maestro professor Gigi Sanna, un bronzetto che raffigura una pergamena, un bronzetto orante, un sacerdote, come un altro bronzetto che testimonia la presenza di uno strumento musicale a fiato, che probabilmente è proprio le launetas. Anche questa è un'altra testimonianza molto antica che poggia radici profonde sulla nostra cultura sarda. Ecco, invito in questo momento anche il sindaco di Vitti e il presidente del consiglio di amministrazione dell'ISRE, Giuseppe De Sena. Che mi hai chiamato come presidente dell'ISRE, dell'ISRE, quello sei tu. Guardo le spalle, chiedo scusa. Diciamo che abbiamo anche l'imbarazzo di scoprire che cosa c'è, perché per ognuno di loro è stato fatto un gesto e un segno importante, però non sappiamo se effettivamente non abbiamo scritto a chi appartiene, e quindi sarà una sorpresa. Probabilmente coloro che consegneranno i doni dovranno poi scambiarsi ovviamente. Comunque avremo anche quest'altra curiosità. Ecco, Giuseppe Del Sena consegnerà al maestro Lai. E il sindaco di Vitti consegnerà al suo concittadino illustre, il maestro Daniele Cossellu.
avrete piacere anche di aprire e mostrarli alla platea, sicuramente è un'occasione. Come di consueto, la 50% di probabilità erano sbagliate, infatti, quindi faremo lo scambio. L'occasione perché entrambi i maestri possono salutare, magari si hanno piacere di dire due parole in questo momento particolarmente importante. Quindi concedo loro la parola ringraziandoli, complimentandomi profondamente, veramente da parte di tutto l'istituto, ringraziando tutti i collaboratori dell'istituto che in questo mese hanno lavorato veramente con grande attenzione e passione per la realizzazione di questa importante iniziativa. Quindi ringrazio tutta la struttura del MISE che si è messa a disposizione con grande valore. Ringraziare tocca a noi perché ci avete invitato, perché ci avete onorato di questa cosa. Cosa devo dire? Io ho sentito tante belle cose dette dai musicologi. Non resta che dire che grazie, cosa possiamo dire? Noi siamo musicisti e cantanti, quindi siamo almeno io sono un po' abituato a parlare, io parlo sempre con la musica e loro magari parlano anche con la voce, e quindi io voglio ringraziare Presidente che ci ha dato questa opportunità e avremo una cosa veramente preziosa, una cosa che non fa che piacere a noi, sì, ma penso a tutto canto la Sardegna, che un simile dono si accontenta tutto si sente. Quindi ringrazio nuovamente a voi che vi siete stato tanto caloroso a nos ringraziare, insomma, questo che hanno fatto in tutto quanto questo giro che hanno fatto i Luigi e in tutto quanto sono stati i colleghi. Grazie a suoi colleghi meus, insomma, che sono i nostri presenti, che sono stati veramente concordos, avremo fatto tutto quanto queste cose che riteniamo opportuno di fare e le abbiamo fatte veramente con orgoglio e che di avere. Grazie. Dopo questo momento celebrativo, nel frattempo che riprendono posizione i maestri, i sindaci e le autorità, invito a salire sul palco i musicisti che ci delizieranno, ci alletteranno con le sonorità della musica sarda. Quindi proseguiremo a seguire anche con un momento conviviale, quindi invito tutti i presenti a non andare via al finire della manifestazione musicale, perché sarà un altro momento particolarmente importante e prezioso.
figlio minore non avrei mai pensato di fare, mi piace la tonalità minore, perché l'ho suonato per tanti anni di fisarmonica, quindi la tonalità mi piace molto. Ma è stata fatta una richiesta, dalla Germania, di una signora che si chiama Letizia, che purtroppo è morta in un incidente stradale, e prima di morire che ha avuto un incidente grave, le ha detto al figlio, lei era meno grave, se dovesse morire dice vorrei le mezzo al funerale. Questo mi telefono dalla Germania, ho detto io mi sto prendendo, sicuramente lui deve mettere al funerale non lo fa, ma lei dovrebbe venire perché è un desiderio di mia moglie se n'è andata e lei mi faccia questa cortesia. Allora ho visto che esisteva, ho detto cosa faccio? Mi sono vicino alla tastiera e ho detto ma avete uno strumento in mano con un La minore, che è uno dei primi che ho costruito. Questo La minore, ma ho guardato la scala, ma se io qui tolgo il do diesimo potremmo naturale, sto per diesimo, ma è sotto La minore ed questo è il primo che sia nato, adesso sentirete questo. Dedicato ai Gissio, è un po' giusto, ma poi facciamo due piccolini, anche una e poi lasciamo spazio agli altri.
la figlia del maestro Daniele Cossello, 91 anni non sentirli, perché a luglio entrambi compiranno 91 anni, quindi veramente complimenti. Il maestro Daniele Cossello desiderava fare un qualcosa insieme al maestro Luigi La, assieme. Quindi lo invito, prima di passare al tenore Raimondo Loccu, assieme, tutti assieme? Perfetto, salite pure tutti assieme allora. Prego. Sono 1987, a un sapito modo saremo in pare che Luigi di Sottex è giusto, sul quale mi pare che metti pure il suo professore Ignazio Macchiarella. In questa occasione la camera nostra sa che sta Luigi viene attaccata a sapere e non si avanzano Luigi oriati molto salta un'etta un avanzano in questa camera sua e l'ha parlato lui. Mi sono pensato una cosa e dite che in meta probabilità sono santenato il nostro potenere fatto sapinamento tenore e launetas lui si rimane piegato. Penso anch'io che corrisponde alla realtà questo, ma lo provo, il problema. E provamos che in un canto religioso la scoroppa stessa annosata che per noi mitichesos este sul santuario che este russo o invitata a partecipare insomma a questa festa e dai tanto non si via che non si veníamos in pare esos concertos hacíamos questo canto religioso. Por lo presento. Cristo lo ve creada se si storava ora amparare no Señor amigo es anunciada. Ampara
batto ramos che non canto, ma voi si canta aiuto la Madonna. Canto ai spiritas. Abiti bella saterrate, alla contemplo e la vedo il pensamento, sia stata esche un momento aperte col coniglio e sante dia. È stato un destinto mandamento che mi ha che cantare in poesia. Mamento la campana sonaiola che sonaia tanara convento che a te crea e te scola. E San Segrestia pentimento a tu io appesa una preta in mola si ponea San Besta San Pro tormento. Ammento de Maria e de Ioanna, cannovea minore un lupo pasto, le scorreamo stotto non le basto, io che ne impare dice, non assaiamo. Calor de canna o tirae a carretos atrasto e saglio che a popa de strasto dormenne la cicoa nena nana. Coca salfeninas a che ne la scompava de magia de gurto de reato so e rapinas. Complicada su sangría, alfatas hay pretato a escabina, su emiliga tanta, sana nostalgia, Sor magazino lo stene
Divina armonia se liuton, divina armonia se liuton, verina fiorino se mandolan, divina Ringraziamo Marcello Floris che ha accompagnato con la chitarra il maestro Luigi Lai. Ringraziamo il tenore Raimondo Rocco di tutti e ringraziamo nuovamente il maestro Daniele Cossello che ci hanno accompagnato in questa preziosissima giornata storica. Adesso nel ringraziare tutti quanti i convenuti, ringrazio la professoressa Mongiu che è una cultrice della storia e della cultura sarda tutta, consigliere di amministrazione del Museo Archeologico di Cagliari e direttore Muscolino qua presenti. Ringrazio tutti quanti i convenuti, quindi adesso ci uniremo in questo abbraccio ideale stando tutti assieme in un momento conviviale con un piccolo rinfresco qua e avremo anche una sorpresa dei giovanissimi diciottenni, studenti del tecnico agrario e del liceo che canteranno a tenore in questo momento di convivialità. Ringrazio anche questi ragazzi che sono il nostro futuro. Grazie a tutti. Bene, BCTV terminiamo orgoglio, grazie a tutti, buona die.